Buongiorno telespettatori di Ore 13, ben ritrovati in studio. Quest'oggi parliamo di crack bancari e rimborsi con i dubbi e i timori dei risparmiatori. Ne abbiamo parlato diffusamente nei nostri telegiornali nel corso di questi anni. Torneremo a parlarne quest'oggi qui ad Ore 13 alla luce delle ultime novità che come sappiamo interessano moltissime persone nel nostro territorio. Qui con me in studio per approfondire la questione abbiamo Walter Rigobon, presidente veneto della Diconsum. Buongiorno, grazie per essere qui con noi, con l'avvocato Paolo Nitti che assiste l'associazione. Buongiorno avvocato. Abbiamo poi Patrizio Miatello, presidente dell'associazione Ezzelino Terzo da Onara. Buongiorno anche a lei, accompagnato dall'avvocato Rodolfo Bettiol. Buongiorno avvocato, grazie anche a lei per essere qui con noi e per partecipare a questa trasmissione. Naturalmente, come sempre, anche voi telespettatori potete partecipare alla discussione telefonando in diretta al numero che vedete in sovraimpressione. Allora, crack bancari, il governo sembra voler tirar dritto su questi rimborsi ai risparmiatori, il Parlamento si è detto pronto a varare una nuova commissione d'inchiesta, pare con Luigi Paragone alla presidenza. Ci sono però molte perplessità sulla questione appunto dei rimborsi da parte delle associazioni dei risparmiatori. Allora cominciamo a cercare di fare un po' di chiarezza. Rigobon, perché siete così dubbiosi e perplessi? Perché la norma che è stata fatta qualche giorno fa, per la verità, che è il decreto che dovrebbe definire in maniera precisa le modalità e come i quattrini debbono essere o dovrebbero essere erogati ai risparmiatori, è una norma che dal mio punto di vista la posso senza timore di dire che è un obbrobrio giuridico, perché non dà certezza a nessuno, perché lascia dei varchi aperti tali per cui io non ho la certezza che i risparmiatori vengano ristorati per il 30% così come è stato detto. Non solo è anche scritto nella legge di bilancio, per carità, e quindi c'è la necessità di riflettere nella fase di conversione, perché la cosa che può stupire di più è che su quella normativa c'è già stata una espressione della Commissione europea, la quale ha detto fermi perché così non va bene. Per la verità hanno fatto qualche aggiustamento sicuramente utile, ma per quello che possiamo valutare allo stato attuale rischiamo di avere quel fenomeno che è capitato agli agricoltori sulle cosiddette quote latte. Hanno preso i soldi e adesso glieli stanno restituendo. Quindi oltre al danno la beffa, no? Sì, Miatello, quello che preoccupa particolarmente è questo, in questo momento, diciamo, che addirittura ci possa essere la possibilità per i risparmiatori che verranno ristorati di questo 30% di dover poi restituire addirittura questi soldi. Ma una cosa è certa, che quando io personalmente sono stato ricevuto dal Premier Conte il 24 maggio 2018, l'impegno da parte del governo da lui rappresentato per tutti i risparmiatori era quello di porre rimedio a questa catastrofe che migliaia di persone hanno subito, con l'attuazione appunto di un fondo che andasse a ristorare questi risparmiatori, naturalmente utilizzando i conti dormienti che sono stati individuati da parte
nostra, quindi delle associazioni dei risparmiatori che hanno svegliato la politica. Attenzione, ci sono quei soldi c'è una legge che dice per le truffe finanziarie vanno dati ai risparmiatori. E parliamo di miliardi che nessuno si era accorto. Quindi non soldi dello Stato, ma soldi delle banche, Questo deve essere chiaro. dei risparmiatori che sono rimasti. È stata fatta una legge dal precedente governo, questa legge per tutta una serie di motivi non è stata attuata, siamo passati quindi al 24 di maggio dove c'è un contratto di governo che noi abbiamo chiesto a questo governo di impegnarsi, su un contratto di governo che ha firmato tutti gli italiani, quindi il 18 maggio 2018 è stato inserito l'articolo 5, fondo per il risparmio espropriato, coi conti dormienti. L'impegno del Premier era quello che ha dato a tutti i risparmiatori, che era la prima azione di governo che veniva fatta. Allora, sono stati fatti tutta una serie di passaggi, noi come associazioni abbiamo dato una mano giorno e notte perché venisse migliorato, diciamo, il fondo precedente, che è stato migliorato nella dotazione, perché prima era 100 milioni, ora è 1,5 miliardi, teoricamente. Sono stati pagati 560 risparmiatori con una legge già fatta, coi soldi, che non sono di nessuno, sono dei risparmiatori, o lo erano. Viene fatto tutto un lavoro massacrante con tutte le associazioni. Queste associazioni partecipano ai vari tavoli tecnici, scambio di mail, giorno, notte. Bene, il 16 dicembre 2018 viene stravolto tutto con... Tutti si pensava, benissimo, ha trovato una soluzione che sconvolge tutto il principio, soldi immediati. 31/1/2019 partiva il fondo. Questo era. Allora io dico, cioè, sono stati individuati i fondi. Ci sono migliaia di persone che stanno soffrendo e che aspettavano quei soldi. Quel 30% per tantissime persone, purtroppo anche imprenditori, che privatamente avevano accantonato i loro risparmi in queste quote di cooperative, ora si trovano senza soldi, trovano che la banca li fa rientrare perché non hanno più le garanzie. Questa è una catastrofe. Noi l'abbiamo sempre detto in precedenza, l'abbiamo urlato al governo precedente, a tutti i politici che ci sono ora. Avevamo chiesto l'unità, l'avevamo ottenuta. Il 16 dicembre 2018 c'è stato l'improvvido contributo di qualcuno, di qualche associazione, che ha fatto cancellare il lavoro che era stato fatto, ma lasciamo stare le associazioni, da tutto il Parlamento italiano che l'ha votato, da tutto il Parlamento, perché non è mai successo nella storia che tutto il Parlamento voti all'unanimità un fondo. Ed era successo col fondo di ristoro che aveva superato tutti i problemi dell'Europa. Difatti sono state pagate. Quindi di fatto, insomma, adesso ci si adesso trova in una situazione tutto compromesso, completamente cambiata. Al di là di quello dei tecnicismi, io dico, signori, guardate che un mese e mezzo fa sono stati pagati 560 risparmiatori con 25 milioni dei conti dormienti. Dico al governo e allo Stato, guardate che questo è un precedente, guardate che voi avete una responsabilità enorme e chi dice che c'è tempo, che basta andare avanti, sbaglia. Quindi io dico, il 31 gennaio doveva essere attuato il fondo aveva le risorse non a deficit, quindi l'Europa è inutile che dica quello che vuole, perché quei soldi non sono a deficit, non sono sulle spalle degli italiani, sono dei risparmiatori, perché questo c'è una legge che lo dice. Dico, 31 è passato, tutte le fiabe, siamo a carnevale, la gente che ha bisogno non ha tempo, signori, quindi
non si può andare avanti ancora con questa farsa, perché sta diventando una farsa e la politica deve prendersi le sue responsabilità. C'è una parola del Premier, c'è un contratto del governo Lega 5 Stelle che va rispettato e deve essere rispettato nell'immediato. Ecco, a questo proposito, tra pochissimo, adesso io direi di fermarci un attimo per la pubblicità, vediamo il servizio che abbiamo realizzato la scorsa settimana a Vicenza, appunto quando i due vice premier Salvini e Di Maio sono venuti appunto in Veneto, dove è scoppiato, diciamo, il cuore di questo problema dei crack bancari, per incontrare i risparmiatori, diciamo i risparmiatori, ma insomma ne abbiamo parlato anche nei telegiornali. In realtà dentro alla sala sono entrati solo alcuni risparmiatori, o meglio rappresentati da alcune associazioni, altre sono rimaste fuori, quindi tra poco vedremo il servizio. Ora linea alla regia per la pubblicità, a tra poco. Ciao Matteo. Come stai? Ok, che dici, iniziamo? C'è un attimo flip, io comincerei anche. A braccio e stretta di mano, dentro il centro sportivo Palladio di Vicenza, i due vice premier che litigano quasi su tutto trovano la concordia di fronte a 1300 risparmiatori beffati, traditi e affossati da BPV e Veneto Banca. Fuori dal palazzo ce ne sono tantissimi altri che spingono per entrare anche con rabbia. Dentro il sottofondo è da musica da film e la prima scena è per entrambi l'attacco all'Europa con le sue critiche al fondo risparmiatori. Fiducia tradita da dei truffatori che spero finiscano in galera, ed è la bella politica. Abbiamo messo 1,5 miliardi a bilancio, vediamo di spenderli in fretta, di restituirli in fretta. Se a Bruxelles qualcuno cercherà di rallentare, noi tiriamo dritti. L'Europa sta dicendo che non è d'accordo, ce ne faremo una ragione, ma noi andiamo avanti, questa gente ha diritto ai risarcimenti. Poi i risparmiatori ai quali dare risposte, c'è bisogno di scadenze immediate. Abbiamo messo a bilancio 1,5 miliardi da restituire a degli italiani truffati, che hanno perso 50, 80, 100, 140 mila euro di risparmi, sentendosi dire sono al sicuro signora, li lasci a me. Qualcuno dovrà andare in galera. E qualcuno, se non tutto, almeno una buona parte di quello che ha perso dovrà riavere indietro. Qua c'è gente che ha fretta, c'è gente che rischia di perdere la casa, di perdere il negozio, di perdere la macchina, di perdere la speranza, e quindi sono contento che in 7 mesi abbiamo trovato 10 volte i soldi che la sinistra non aveva trovato in tanti anni, però bisogna fare veloce. È passato tanto tempo, noi abbiamo messo nella legge di bilancio i soldi a fine anno, a dicembre, siamo al 9 di febbraio, questa è la settimana in cui si scrivono i decreti e si erogano i soldi. In 8 mesi e mezzo abbiamo fatto quello che gli altri non avevano fatto per anni. Mancano 2 decreti attuativi che questa settimana prossima devono essere scritti, soprattutto quello più importante, e devono essere emanati. Stiamo facendo corse contro il tempo col MEF per riuscire ad ottenerne la scrittura il prima possibile. Soddisfatto il governatore Luca Zaia. Stiamo andando avanti comunque a fatti concreti, il governo che propone e ha già ovviamente fatto la legge per i risarcimenti, adesso ci saranno i decreti attuativi nel giro di una settimana e finalmente questo 1,5 miliardi, che non è più 100 milioni ma è diventato 1,5 miliardi, saranno a disposizione dei risparmiatori. Questo è quello che di concreto c'è e di vero c'è. E c'è tempo anche per guardare oltre con parole di fuoco. Salvini e lapidario, i vertici di Consob e Banca Italia andrebbero azzerati, dice Di Maio, gli fa eco. Ci dia il tempo questo mese di far partire la commissione d'inchiesta sulle banche. Gianluigi Paragone sarà il presidente di questa commissione d'inchiesta, li convochiamo tutti e iniziamo a farli cantare, perché i conflitti di interessi nel mondo delle banche hanno spolpato i risparmiatori, come quelli che incontriamo stamattina. Ecco, questo dunque è quanto successo sabato della settimana scorsa a Vicenza, con Salvini e Di Maio che hanno incontrato una parte dei risparmiatori traditi dalle banche. L'abbiamo sentito, mancano i decreti attuativi, ma che cos'è che lascia perplesse molte associazioni di risparmiatori, quelle che sono rimaste fuori dalla sala sabato? Vuole dirlo lei, avvocato Bettiol? Dunque, innanzitutto bisogna partire dalla legge, perché il decreto attuativo è attuazione della legge, è una legge malfatta. È
una legge che fra l'altro stravolge un primo progetto di legge che era stato approvato dalla Camera. Ora dobbiamo ricordare che una volta che la Camera aveva approvato questo progetto, il sottosegretario Villarosa aveva convocato le associazioni. Noi avevamo proposto degli emendamenti inviati regolarmente al Ministero, discussi in sede ministeriale, e su di essi Villarosa aveva espresso un parere favorevole. Questi emendamenti avrebbero risolto le problematiche che invece sono nate. Improvvisamente, per qualche improvvida iniziativa, invece alla legge di bilancio, che viene approvata nelle condizioni che voi sapete, cioè senza possibilità che neppure i parlamentari la leggessero, stravolge tutto. E mi dice due cose. Stravolgendo quello che era l'impronta iniziale delle due precedenti progetti, della prima legge del 2017 e poi della Camera, mi passa dal cosiddetto concetto di mis-selling individuale a un concetto, per così dire, di mis-selling generale, diffuso, macroscopico. Che cosa vuol dire questo per i telespettatori? Cioè, una volta, secondo l'impostazione originaria, il risparmiatore che si intendeva defraudato, diciamo così, o comunque male informato dalla banca, poteva ricorrere a un giudice o a un arbitro per avere il risarcimento, con un vantaggio che aveva, che l'onere della prova dell'osservanza degli obblighi di chiarezza, fedeltà e via dicendo era a carico della banca. Oggi cosa fa questa legge invece? E il regolamento naturalmente la segue a ruota, e questa legge invece dice no, dice quando vi è stata una massiva opera di violazione degli obblighi di informazione e via dicendo, ecco, allora si ha diritto all'accesso al fondo di ristoro. Sì, ma quando vi è stata questa massiva, come fa poi un singolo risparmiatore che non deve appoggiarsi a un avvocato perché addirittura c'è il divieto di avere l'assistenza legale? Io non so quale idea boccaccesca abbiano della giustizia questi signori, veramente, ma è vergognosa. Questo povero risparmiatore deve adesso dimostrare di essere entrato in un circuito di massiva disinformazione bancaria, ma qui stiamo veramente arrivando alla follia, quindi questa è la difficoltà maggiore. Fra l'altro almeno abbiamo chiesto al Ministero, se non altro, per favore, gli atti delle commissioni parlamentari, della BCE, gli atti delle procure e via dicendo, per favore almeno acquisitele nell'ufficio e non fate che questo povero sprovveduto debba munirsi di quintali di atti o non so, le relazioni della Consob, della Banca d'Italia, gli atti delle procure, fra l'altro tanti saranno coloro che accedono, evidentemente non so dove sia in grado il Ministero di raccogliere tutta questa documentazione. Ecco, la interrompo un attimo, avvocato, perché abbiamo una telefonata in onda. Sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Franco da Udine. Buongiorno Franco. Io dico, i banchieri, i bancari e i giudici vi portano nel baratro, se non vi svegliate a andare sotto casa dei giudici a fare un po' di caos, non verrete fuori. I soldi ci sono, basterebbe solo incarcerare Zonin e tutti i banchieri e i bancari, e quindi nel giro di 15 giorni i soldi escono tranquillamente. Il fatto che volete adoperare i conti dormienti, i conti dormienti sono per i poveri, non per riparare a quello che hanno fatto e che hanno rubato. Se il furto è un reato, va penalizzato. Cosa ci vuole? Ma è anni che parlate, avete preso una strada contorta, non so io, una strada diritta, incarcerare i responsabili, non ci vuole molto, no?
Ecco, grazie allora, al nostro telespettatore da Udine per averci telefonato. Certo, se fosse così facile probabilmente non saremmo ancora qui a parlarne dopo questi anni, anche perché una lancia a favore dei bancari. Perché poi i banchieri sono una roba, i bancari sono quelli che con la pistola alla tempia hanno dovuto vendere quelle cose là ai consumatori, quindi c'entrano nulla i bancari in sé, c'entrano i banchieri, ecco, quindi una precisazione. Diversi ci hanno anche rimesso il posto di lavoro. Sì, ma le minacce sono state neanche tanto velate, tu non vendi sta roba qua, c'è stato anche un po' di resistenza, noi abbiamo fatti concreti su questa cosa qua, siamo dovuti intervenire anche a sostegno dei bancari, ma giustamente allora domani ti trovi in Calabria, te e la tua famiglia, quindi queste cose vanno dette per amore di verità, insomma, non distinguiamo bene, come dire, chi ha responsabilità e chi, come dire, è stato oggetto altrettanto di situazioni di grosse difficoltà, insomma. Poi va bene i banchieri, ma è in prigione, ma i soldi per i risparmiatori non vengono dal carcere, sono 200.000 risparmiatori delle due Venete, non ci sono certi, i patrimoni degli amministratori non coprono certamente i danni per 200.000 persone. Le banche in liquidazione hanno già un debito nei confronti dello Stato che dovrebbero realizzare pagare con gli NPL, quindi il fondo di ristoro era l'unica via possibile per ottenere qualcosa. Adesso insomma il grosso problema, al di là delle legittime ovviamente richieste di giustizia, no, da parte della gente, è quello comunque si capiscono bene, lo spirito è chiaro, è evidente, è chiaro che però che il vero problema ora è ristorare queste persone e forse un aspetto appunto era stato sollevato anche dalla telefonata, il fatto cioè che, e l'hanno scritto in questi giorni alcuni quotidiani, anche si rischi di risarcire, cioè di fare rientrare in questo risarcimento del 30% anche chi ha speculato sulla vicenda. Avvocato Nitti. Guardi, nel momento in cui con la legge di bilancio, o meglio con il rimaneggiamento dell'ultimo momento della legge di bilancio, è stato introdotto il concetto di violazione massiva, è stata introdotta questa definizione o questa categoria, più che definizione, di violazione massiva, e nel momento in cui sono state individuate le categorie di risparmiatori che avrebbero avuto diritto o che avranno diritto di accedere alle prestazioni del fondo, in tutti i risparmiatori, diciamo, esclusi dalle categorie professionali, cioè banche, imprese d'assicurazioni, clienti professionali come intermediatori finanziari e società di intermediazione immobiliare, quindi tutti i soggetti privati di qualunque tipologia e quindi che hanno acquistato o compravenduto titoli di debito o azioni delle Popolari di Vicenza o di Veneto Banca o anche delle banche centrali, per qualunque diciamo così, motivo, tra cui anche quello di natura meramente speculativa più che di risparmio o di piccolo risparmio, è evidente che quelle violazioni massive, se mai si riuscisse ad accertare l'esistenza di una violazione massiva, cosa su cui io ho qualche dubbio, è evidente comunque che anche questi soggetti avranno diritto, esattamente come tutti gli altri, teoricamente ad accedere alle prestazioni del fondo, nei limiti in cui il fondo opererà, quindi il 30% della somma impiegata con il limite massimo dei 100.000 euro. Il vero problema qui qual è? Che avendo introdotto una violazione di carattere generale senza ben definirne gli ambiti, e sottraendo poi ad un'autorità indipendente o un arbitro indipendente la verifica puntuale per ogni singolo risparmiatore di quali avrebbero dovuto essere le informazioni o quali avrebbero dovuto essere le caratteristiche di investimento che avrebbero dovuto essere rappresentate al risparmiatore per cui questo fosse puntualmente e adeguatamente informato circa quello che andava a compiere impiegando i propri denari, e creando questo ircocervo della violazione massiva si è sottratto praticamente
la possibilità per i singoli risparmiatori di far valere il loro singolo diritto. Questa è la verità, cioè è il legislatore che dice esiste una violazione e a questa violazione consegue un diritto, però la violazione deve essere massiva. Ora, le disposizioni del TUF, del testo unico sull'intermediazione finanziaria, e dei regolamenti che accedono al testo unico sull'intermediazione finanziaria identificano una serie numerosa di obblighi informativi da parte delle banche, e non solo di obblighi informativi, anche obblighi di carattere formale circa la modalità in cui devono essere redatti i documenti, devono essere redatti i contratti. Ora la mia domanda è: nel momento in cui si introduce questa categoria della violazione massiva, si identifica un soggetto che dovrebbe essere chiamato a verificare la sussistenza di queste violazioni massive, nel momento in cui questo soggetto dovesse individuare 2, 3, 4 tipologie di violazioni ed escludere tutte le altre, i soggetti che invece hanno patito il loro danno in funzione di altre violazioni delle disposizioni del testo unico e dei regolamenti, e che quindi non rientrano nella categoria di violazioni massive, cosa succederà a queste persone? Che fine fanno? Cerchiamo di capirlo subito dopo la pubblicità. La interrompo, la chiamano dalla regia. Avvocato, allora restate con noi, potete partecipare con le vostre telefonate. Mi segnalavano che ce n'è una anche, quindi la sentiamo subito dopo la pubblicità. A tra poco. Eccoci, siamo di nuovo in diretta con Ore 13, stiamo parlando di crack bancari e rimborsi. Avevamo una telefonata in attesa, eccola qui, allora sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Claudio Fagan, penso di essere ben conosciuto nell'ambito dei crack bancari. Un saluto particolare a Patrizio Miatello, che forse è l'unica persona che fino adesso sta veramente tentando in tutte le maniere di farci avere i nostri soldi. Volevo solo dire che ci siamo affidati alla politica nel Movimento 5 Stelle e anche nella Lega, che avevano promesso, ma questo non lo dico io, ci sono le registrazioni, perché abbiamo partecipato tutti abbastanza agli incontri con Di Maio e Salvini, i quali promettevano in pre-elezione che avrebbero restituito, non ristorato, restituito quanto ci è stato portato via. Siamo partiti dal 100%, siamo arrivati ad uno streaming fitto 30%, anche perché c'è un limite di 100.000 euro, e volevo dire ai commentatori che ricordiamoci che l'imbroglio è stato fatto a monte dai vari dirigenti di Veneto Banca e della Vicentina, i quali hanno tenuto nascosto per anni tutta la situazione, quando c'era un imbroglio già palese addirittura 6, 7, 8 anni fa. Patrizio Miatello mi è testimone, un giorno quando siamo andati giù in Veneto Banca con Baseggio e con Armand, e il quale signor Carrus, neanche il dottor Carrus, perché non è neanche dottore, il quale signor Carrus si è rifiutato in maniera palese di parlare con il sottoscritto ed è scappato. Volevo dire che gli avvocati, esclusi i presenti perché non li voglio mettere in mezzo, sono esclusivamente ed essenzialmente degli sciacalli, perché senza fare nomi sono venuti a casa mia e ci hanno chiesto parcelle da 30.000 euro, 30.000 euro, e ci hanno chiesto come siete presi male, perché la parcella sarebbe di 30.000 euro a testa, poi non vi chiedo più niente e non faccio neanche i nomi. Poi allora, la questione... no, voglio lasciare rispondere gli avvocati perché giustamente sono volevo stati dire, se chiamati in causa. Una parolina sola. La Banca d'Italia ha avuto un utile di 4 miliardi e 900 milioni di euro. Di Maio aveva detto che li avrebbe utilizzati per rifonderci e non lo ha fatto. Un'ultima preghiera a Miatello, perché ormai è diventato il Deus ex machina che interessa alla famiglia Fagan, perché tutte le associazioni non si mettono assieme e facciamo una gran bella cosa con 200.000, 300.000 persone. Vedrete che allora in quel momento
tireranno giù le braghe. Ma in questa maniera stiamo qui a pontificare su cose, perché secondo me non prenderemo nulla. Ecco, grazie allora per la sua telefonata. Allora, due cose: in primis gli avvocati tirati in ballo, vuole rispondere lei? Ma per quanto mi riguarda io sono solo legale dell'associazione, non ho mai preso nessun legale assistito in termini individuali. Se vuol darmi qualcosa. Guardi, praticamente adesso sicuramente l'attività professionale quando c'è va remunerata, però insomma noi come legali della Diconsum ci siamo sempre regolati secondo canoni abbastanza, diciamo così, politici. Queste cifre qua non esistono. No, ma siamo su ben altri livelli, insomma, poi per carità. Oltre alla gratuità, oltre alla gratuità, cioè, alcuni casi li hanno fatto gratuitamente, credo anche il professore. È meglio che non facciamo è meglio che non facciamo rischia la radiazione, se no spaventa un miatello. Allora, al di là di questo, sicuramente il signore ha anche sottolineato un punto che in molti si chiedono, compreso anche chi sta seguendo un po' dal di fuori questa vicenda, a maggior ragione chi ne è dentro. Ma perché le associazioni non si mettono insieme? La divisione palese appunto si è dimostrata in occasione, appunto, il 9 di febbraio, in occasione della visita a Vicenza dei due vice premier Salvini e Di Maio, con 5 associazioni ammesse, altre molte di più che sono rimaste fuori. Perché c'è questa divisione così profonda? Bisogna registrare un aspetto. Com'è che viene definita un'associazione riconosciuta perché sia tale e perché abbia titolo a rappresentare qualcuno? Allora, le associazioni riconosciute dalla legge nazionale del Veneto, nella nazionale sono 22, nel Veneto sono 5. Sono 5 che hanno titolo. Dopodiché è chiaro che l'associazionismo è garantito dalla Costituzione, ma un discorso è essere rappresentativo, perché ci sono dei vincoli per essere riconosciuti, e un altro discorso è dire mi metto assieme per fare una roba e la stiamo facendo. Questa è la prima differenza. Poi c'è l'impostazione. Noi ci abbiamo provato con Miatello. Perché andiamo d'accordo con Miatello? È una delle associazioni non riconosciute, però lavoriamo assieme da 2 anni, forse anche di più, no? C'è una motivazione, c'è il comune sentire, la comune condivisione. Con altre associazioni che rivendicano primazie, rivendicano tutto e di più, molto spesso sono anche figli bocciati della politica che sta procurando e praticando questo governo. Allora con quelli io non ci vengo a discutere più. Non ci vengo più a discutere perché non c'è nulla che mi accomuna, e io, se vuole la mia opinione, non riconosco nemmeno che siano delle associazioni che abbiano, come dire, i loro iscritti eccetera. Cioè, non si può dire è un mio socio, non fai pagare una tessera, perché succede questo, in alcune associazioni che rivendicano di essere tali. Allora vale un principio aureo del professor Bettiol che ha detto prima: io sto dalla parte della legalità. E poi essere un po' borderline, un po' di essere, come dire, abbaiare, un po' essere aggressivi, a questo gioco la Diconsum non ci sta. Io non ho patito nessuna sofferenza di essere fuori, non sarei comunque andato. Noi non abbiamo mai escluso nessuno quando abbiamo fatto a Vicenza, a Treviso, mai. Non abbiamo mai escluso nessuno, quindi noi siamo aperti, ma un discorso è avere il rispetto delle diversità, e un discorso è un auspicio assolutamente apprezzabile, ma non abbiamo nulla a che spartire con associazioni che noi abbiamo individuato e che per noi non sono tali. Ecco, allora sentiamo nel servizio che abbiamo realizzato appunto proprio l'altra settimana a Vicenza le voci di queste tante persone che sono rimaste fuori. Sentiamo. Io devo capire cosa accade oggi, perché per me in questo momento è incomprensibile. Premesso che
Noi aspettiamo tutto questo da 4 anni, premesso che i decreti dovevano già uscire il 31 di gennaio, è il 9 febbraio ragazzi, siamo esausti di andare a Roma con dei tecnici che prendono a distanza di mesi ancora degli appunti, la situazione è ormai chiara e lampante. Alcune associazioni di risparmiatori iscritte alla cabina di regia, al MEF, come voi, sono rimasti fuori. Certo, esclusi, 15 su 20 esclusi. Se dichiari che è un'assemblea nazionale libera e aperta a tutti, allora o cerchi una location in grado e con capienza, altrimenti dici, come facciamo tutti noi, è un'assemblea dell'associazione libera, chi vuole viene, ma non ci sono le banche del centro Italia, le banche del sud, le banche del nord-est, quando poi di fatto è ovvio che per motivi di sicurezza se vengono i 2 viceministri la capienza è limitata, ma lo sappiamo, ma non è il modo, il fondo non deve essere strumentalizzato. 20 sono i referenti della cabina di regia, oggi l'invito ufficiale lo hanno avuto in 5, gli altri 15 sono fuori e se sentite gli schiamazzi, siccome la priorità è stata data ai 2 movimenti che hanno organizzato, molti che sono arrivati in corriere in macchina non possono entrare, beh ma allora? Con calma signori, con calma. Oh, ma che cazzo? Ma come se è possibile una roba del genere, porca miseria. Ne manda le convocazioni e poi non si può neanche entrare. Non si è vaccinati, signori, ma che cazzo ha detto? Ora che siamo qua in bambini. Oh, Ciccio! Calmo, calmo, sono te sapete a casa. Che cazzo entra? No, prendere, entra più. Si può interessare avanti. Sta attento, cazzo. Che se voglio prendere, vai come de che sto prendendo me. Occhio. Ore 13, eccoci nuovamente in diretta, siamo qui per parlare di crack bancari e di rimborsi. Patrizio Miatello, lei voleva rispondere a uno dei risparmiatori che abbiamo sentito che conosco molto bene, diciamo condivido quello che ha detto, ma io le ho provate tutte, cioè io ho costituito il coordinamento Don Torta. Avevo unito tutte le associazioni, niente, l'hanno voluto distruggere. Con il fondo abbiamo unito tutte, imitando sempre tutti. Qualsiasi iniziativa noi abbiamo fatto come associazione, l'abbiamo mandata in regione e abbiamo sempre imitati tutti. Cioè, io non riesco a capire perché non sono riuscito ad andare d'accordo con 2 persone. Che sono le stesse che hanno organizzato un privé con 2 ministri, che 2 ministri dovevano essere presi, non applauditi, quel giorno dovevano portare il decreto attuativo che ci dovevano mandare il lotto, invece hanno preso in giro la gente, questa è la questione. Allora, se vogliamo fare politica, se vogliamo prendere in giro i risparmiatori, dobbiamo smetterla. Ecco, le associazioni devono fare dei progetti seri, condivisi, perché la questione è talmente complessa, perché lo abbiamo visto, ci portano via tutto, questo è il problema. Per quanto riguarda ribatto quello che diceva l'avvocato, è vero, con questo che hanno fatto rischiano, è veramente che chi non ha bisogno porta a casa i soldi. Faccio un esempio, il fortunato Bruno Vespa, la famiglia di Bruno Vespa ha portato a casa 11 milioni di euro con Veneto Banca, perché lui è stato fortunato mettere in vendita senza ordine di vendita. Lui adesso avanza 800.000 euro, ha diritto di 100.000 euro, quei 100.000 euro però possono essere dati a tante persone, possono essere dati in particolare a un imprenditore che sta per rischiare la sua azienda con 62 persone, ed è questo che non viene capito dalla politica, non l'hanno capito prima e non lo capiscono adesso, e questo è estremamente grave. Quindi io dico, bisogna che tutti si mettano assieme. Il privé del 9 è la dimostrazione del menefreghismo assoluto per i risparmiatori, perché quel giorno non doveva essere applaudito nessuno,
perché dovevano dare immediatezza e non l'hanno data. Poi se ci vogliamo mettere in politica o fare altre show, facciamolo, ma no sulle spalle dei risparmiatori, perché i risparmiatori purtroppo tanti non hanno più tempo. Ecco, allora, vista questa situazione, il tempo a nostra disposizione ormai è davvero poco per concludere. Stando così la situazione, così come abbiamo cercato insomma, di delinearla in questa trasmissione, ora che cosa succederà e che cosa si farà? Proprio velocissimamente, quello che si farà non lo sappiamo e non abbiamo, come dire, la sfera magica. Possiamo fare degli auspici che sono quelli dal nostro punto di vista, che il decreto che dovrà essere approvato secondo la norma parlamentare nei tempi previsti sia radicalmente rivisitato, e a me non schiferebbe affatto che si ritornasse alla CF detta fuori dai denti, perché in quel caso avremmo garanzie maggiori rispetto a quelle che la politica dice ci penso io con la Commissione. Spieghiamo proprio velocissimamente meglio che cos'è questa CF. La CF è l'arbitro per le controversie finanziarie istituito presso la Consob, che originariamente era il soggetto che avrebbe dovuto verificare le singole violazioni, cioè quelle dei singoli, o meglio perpetrate a danno dei singoli risparmiatori, e poi sull'accertamento della violazione avrebbe consentito l'accesso del singolo risparmiatore alle prestazioni del fondo. Ora questo filtro non c'è più, c'è la domanda di accesso al fondo valutata attraverso una commissione in funzione della violazione massiva, e si torna sempre lì. Per cui io non posso più allegare la mia violazione se non nel ristretto o amplissimo ambito della violazione massiva, come verrà definita poi dalla commissione. Questo dice la bozza di decreto che abbiamo oggi in mano. Il punto qual è? Che probabilmente la politica ha cercato di fare un provvedimento di carattere generale per cercare di accontentare tutti, senza rendersi conto di aver complicato la vita sotto molteplici profili ai risparmiatori, che oggi invece si trovano nuovamente a dover combattere con dei criteri non ben definiti per ottenere le prestazioni del fondo, e dover attendere perché il decreto di attuazione oggi ancora non c'è. Nella bozza che abbiamo a disposizione è previsto che le domande potranno essere presentate nel termine di 180 giorni successivamente all'emanazione del secondo decreto, che è quello che appunto dovrebbe definire le modalità di funzionamento delle commissioni istituite. I tempi si stanno dilatando, come si diceva purtroppo tante persone non ce l'hanno più. Anche perché poi le istanze verranno valutate dopo il 181esimo giorno. Rischiano ora. A Napoli dicono a passanuttata, forse aggiungo delle europee. Forse si dilateranno ancora di più, perché prima o poi dovrà essere modificata la legge, perché chiaramente è così. Già si parlava di un decreto legge per modificare la legge di bilancio, cioè tornare indietro e ripartire. Praticamente con questa legge, forse mi sbaglierò di qualche cifra, ma minimo un 80% rischia di essere escluso anche dal 30% con 100.000. Ci rendiamo conto? Con tutto l'onere di fare. Ma stiamo scherzando, signori? Ma avete scherzato? Ma io mi stupisco che ci siano associazioni che vanno a discutere. Noi ieri abbiamo mandato tanto perché dobbiamo mandare delle modifiche. Ma cosa vuoi modificare? Che è stato sconvolto tutto. Allora, cos'è che si può fare se chi ha l'interesse per i risparmiatori prima la politica non dovrebbe aspettare le politiche europee, dovrebbe risolvere il problema in 3 giorni, lo risolve. Noi siamo disponibili, tutte le associazioni con testa, perché le associazioni che non hanno testa stanno creando show su questo discorso, stanno creando qualcosa che non è, e non va bene sta cosa. Perché al di là adesso non sono qui rappresentate, per cui no, ma io non faccio neanche nomi. Io dico che se c'è la volontà politica, se c'è la volontà politica si può fare immediatamente
Quindi basta modificare quello che è stato l'errore, o si torna o si va all'ANAC. C'era chi criticava l'ANAC che era un fallimento, una truffa. Ieri hanno iniziato a pagare i risparmiatori e noi avevamo l'ANAC. Cioè, per dire, allora ci rendiamo conto che stiamo giocando sul tempo, pensando che i risparmiatori hanno tempo, spostiamo il problema. Io farei la firma subito se partono domani anche con questa legge, ma però partiamo e dopo casomai la miglioriamo. Come abbiamo sempre detto, partiamo, perché? Perché crea il principio. Se io domani sono esecutato e vado davanti a un giudice, voi avvocati, e avete una legge che è stata attuata, che presumibilmente mi dà un 30%, io posso sospendere l'esecuzione, posso saldare l'azienda, posso saldare la casa. A parte il fatto che qui non è previsto neanche una definizione del 30% di cosa? Cioè, perché io potrei aver investito del valore di acquisto di quali acquisti? Un orizzonte temporale per identificare le violazioni massive non c'è, quindi gli acquisti fino a che data? Quindi c'è anche questo problema. Purtroppo il tempo di questa trasmissione è esaurito, come avrete capito naturalmente, come saprete anche per chi la sta vivendo sulla propria pelle, la situazione è davvero molto complicata. Con questo appello diciamo comunque a fare presto e a non perdere tempo, che questo credo sia sicuramente condiviso da tutti, chiudiamo questa trasmissione. Vi ringrazio Walter Rigobon, ringrazio l'avvocato Nitti, ringrazio Patrizio Miatello e l'avvocato Bettiol per essere stati qui con noi quest'oggi, ringrazio tutti voi per averci seguito da casa. Arrivederci.